In una tranquilla Atene, nel cuore del I secolo, nacque Anacleto, un ragazzo destinato a diventare un faro di luce per molti. Già da giovane, Anacleto mostrava una saggezza e una dedizione che lo distinguevano tra i suoi coetanei. Era noto per la sua intelligenza acuta, il suo amore profondo per la religione, le pratiche devote e una bontà d'animo che lo rendeva amato da tutti. Sentendo il richiamo di una missione più grande, Anacleto lasciò Atene per Roma, dove il suo percorso spirituale prese una svolta decisiva. Fu consacrato sacerdote. La sua devozione e il suo progresso spirituale furono tali che, alla morte del Papa San Clemente, assassinato durante una persecuzione, Anacleto fu eletto all'unanimità per succedergli come guida della Chiesa. Era l'anno 103, un periodo oscuro in cui la comunità cristiana era oppressa dalla spada dei persecutori. Nonostante gli orrori della persecuzione, la Chiesa prosperò in quei brevi anni di pace, ispirata dall'eroismo dei primi martiri. Questi eroi, con la loro inarrestabile fede, divennero un faro di speranza, dimostrando che una religione che spingeva i suoi seguaci a sacrificare la vita non poteva essere basata su menzogne. Molti pagani, in cerca della verità, furono così toccati da queste testimonianze di fede da convertirsi al cristianesimo, anche di fronte a nuove tempeste di persecuzione. L'imperatore Traiano, fervente custode delle tradizioni romane, vedeva nel crescente abbandono dei templi pagani una minaccia e intensificò la persecuzione dei cristiani. Tuttavia, il seme del Vangelo, nutrito dal sangue dei martiri, continuava a fiorire con una forza rinnovata. In questi tempi di prova, Anacleto offrì sostegno e conforto ai suoi fedeli in modi straordinari. Ordinò che alla fine di ogni messa tutti i presenti ricevessero la comunione, fortificandoli per le sfide che avrebbero potuto affrontare. Fu anche sotto la sua guida che furono stabilite le regole per la consacrazione dei vescovi e l'elezione dei sacerdoti, assicurando che solo le persone più sagge e virtuose fossero dedicate al servizio dell'altare. Anacleto scrisse poche lettere, ma in esse trattava con maestria l'autorità pontificia e le prerogative dell'Apostolo Pietro, contribuendo a consolidare le fondamenta della Chiesa. Durante il suo pontificato consacrò 6 vescovi, 5 sacerdoti e 3 diaconi, rafforzando così la struttura della Chiesa. Dopo 9 anni di un governo pio e illuminato, nel 112, Anacleto fu catturato. Rimase fermo nella sua fede, non rinnegò mai le sue convinzioni e il 19 luglio fu martirizzato. Il suo corpo fu sepolto nel Vaticano,
luogo che ancora oggi custodisce la memoria di un uomo che visse e morì per la sua fede, lasciando un'eredità di coraggio e devozione che continua a ispirare. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.